Amici di Sportisil, appassionati di calcio giovanile, benvenuti al terreno di gioco della Fincantieri per la sfida valida per i playoff del campionato provinciale giovanissimi Under 15 di fronte alla Fincantieri, padroni di casa, e l'Unione Sportiva Trabia. Partita che si è resa necessaria proprio negli ultimi giorni, considerando la rinuncia da parte del Palermo, che di fatto ha fatto perdere punti preziosi alla squadra che ha di fatto dominato il proprio girone e che ha dunque rimesso in gioco un po' tutto. Siamo pronti per assistere a questo match con il primo pallone a disposizione proprio della squadra ospite. E si comincia con l'Unione Sportiva Trabia che gioca il primo pallone della partita, subito però intercettato dalla difesa della Fincantieri, che riparte. Ancora si lotta a centrocampo con la Fincantieri che riesce a portare avanti la sfera. C'è la gestione ancora in avanti da parte dell'Unione Sportiva Trabia, ma il pallone è facile preda dei difensori, dei padroni di casa. Un po' di pressione con il pallone che viene recuperato. Conclusione presa in due tempi da parte del portiere della Fincantieri. Ancora qui un'occasione fallo laterale per la Fincantieri, pallone che rimbalza proprio davanti alla panchina. Si lotta, l'ultimo tocco è di un giocatore della formazione biancorossa e dunque fallo laterale dopo 90 secondi in cui l'Unione Sportiva Trabia ha cercato di fare il proprio gioco. Intanto siamo spiacenti per chi sta guardando la partita, purtroppo non abbiamo ancora per il momento a disposizione distinte con le formazioni delle due squadre. Cerchiamo ovviamente di riceverle al più presto, purtroppo non siamo a conoscenza dei nomi di tutti i ragazzi in campo. Intanto pallone recuperato ancora dall'Unione Sportiva Trabia che cerca di ripartire, forse controllo un po' lungo, ma la palla rimane sul terreno di gioco. Ottimo qui il dribbling, la palla messa al centro, ancora conclusione respinta e sarà calcio d'angolo, il primo della partita in favore dell'Unione Sportiva Trabia. Tiro dalla bandierina per l'Unione Sportiva Trabia che ha iniziato forte questa partita. Scambio intanto proprio sul corner, pallone che spiove al limite dell'area, non viene controllato. Allora prova la Fincantieri a recuperare palla, ma c'è l'ottima chiusura in fallo laterale. Corner che viene così ribaltato da azione offensiva ad azione difensiva. Qui c'è un contatto, poi la palla che viene giocata in direzione di Gabriel Carella che propone al centro, il controllo che non riesce, quella palla che rimane buona, conclusione
che colpisce in pieno il volto di un giocatore dell'Unione Sportiva Trabia. Il direttore di gara che ferma il gioco. Si è rialzato intanto il difensore della formazione ospite, c'è il rinvio, la palla che viene colpita, poi c'è un altro colpo di testa, la palla che viene svirgolata, Carella ancora prova ad inseguirla, poi alla fine a buon gioco la Fincantieri che cerca di uscire, palla al piede, c'è il lancio in profondità verso l'area di rigore, qui hanno stretto entrambi gli attaccanti della Fincantieri, pallone che si perde in fallo laterale. Occhio intanto alla palla che arriva in area di rigore, allontana la difesa dell'Unione Sportiva Trabia. Colpo di testa, pallone che rimane in area di rigore del Trabia. Il rinvio con la palla che però cade praticamente a centrocampo con l'inserimento tentato, ma c'è la buona chiusura della difesa della Fincantieri, poi un po' di rischi nel disimpegno, infatti gli ospiti recuperano per un attimo il pallone, sfera che si perde a fondo campo, anzi a bordo campo, altro colpo di testa, Fincantieri che riesce ad uscire, Gabriel Carella può avanzare, supportato da tre compagni, la palla arriva dall'altra parte, posizione regolare, altra palla in mezzo, ancora Gabriel Carella che palleggia all'interno dell'area di rigore, poi conclusione che si impenna e viene bloccata molto bene dal portiere. Battuta dell'estremo difensore dell'Unione Sportiva Trabia, pallone a disposizione dei difensori della Fincantieri, poi intercetto al limite della metà campo, attenzione a questo lancio, l'uscita da parte del portiere della Fincantieri. Il rilancio in avanti, colpo di testa a mettere fuori, poi contatto a centrocampo, Gabriel Carella che cerca di recuperare il pallone, gioca per vie centrali con la palla intercettata ancora dalla difesa dell'Unione Sportiva Trabia che cerca di uscire, adesso palla al piede con questa giocata che però viene intercettata, almeno per un attimo così accade. Colpo di testa a cercare di spazzare via, poi calcia in avanti trovando l'opposizione del portiere che va subito al rilancio, e colpo di testa a mettere in fallo laterale. Scambio sul fallo laterale, poi rischia un po' qui il terzino alla Fincantieri, pallone che rimane in campo per il lancio non controllato da Gabriel Carella, ancora Cristian Carella che cerca di andare, però c'è la chiusura e prova ancora a ripartire l'Unione Sportiva Trabia con questa fuga sulla sinistra, attenzione all'ingresso in area, la conclusione stoppata dall'ottima diagonale difensiva, sarà calcio d'angolo, il secondo della partita per la formazione ospite.
il calcio d'angolo per l'Unione Sportiva Trabia, che porta 4 elementi all'interno dell'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, poi a vuoto Carella, pallone recuperato solo per un attimo dalla Fincantieri, c'è un pallone poi messo in fallo laterale. Rimessa per l'Unione Sportiva Trabia, altra chiusura in fallo laterale. La battuta, il colpo di testa a metter fuori, poi completa il disimpegno la difesa della Fincantieri, che adesso cerca anche di ripartire, ma chiude bene ancora la squadra di casa. Non glielo voglio ripetere più, ci sono io! Ma ci si Questo non è io! Questo non è fallo! Ci sono io qua, non c'è motivo! È il regolamento, con la maglia non si tira il giocatore, o si spinge. Cerca di guardare, stare attento. La palla messa in fallo laterale. Altro intervento forse in gioco pericoloso, arbitro che sta lasciando molto giocare da una parte e dall'altra. La battuta lunga, colpo di testa a mettere fuori, poi si lotta ancora su questo pallone aereo e alla fine altra spazzata in fallo laterale da parte della Fincantieri, che non sta riuscendo a trovare il ritmo di gioco. Mentre sono arrivate finalmente le distinte, allora possiamo andare con un racconto un po' più fluido della partita. Direttore di gara che vede un fallo ai danni dell'Unione Sportiva Trabia. Allora calcio di punizione. Si lotta ancora con la Fincantieri che cerca di uscire adesso, palla al piede, lancio in avanti a premere la corsa di Cirmi, che allunga la falcata, viene però chiuso dall'intervento di San Filippo. Altro duello sempre tra Cirmi e San Filippo, che poi colpisce anche di testa, poi subentra nell'azione Sunseri che allontana, ma sulla palla c'è ancora la Fincantieri con Cannova, lancio in avanti, prolunga Cirmi, il colpo di testa anticipare, in realtà si trattava di Di Bella che ha cercato di giocare il pallone, adesso va anche a pressare, poi recupero palla da parte di Cristian Carella, cerca di toccare largo all'indirizzo di Ceraulo che viene anticipato, allora Sunseri in avanti, buona qui la giocata sullo stretto di Iannelli, ma chiude Palmeri, poi si contrasta a centrocampo, prova ad arrivare ancora Iannelli che viene però anticipato, Ceraulo, si lotta ancora, serie di rimpalli, prova a subentrare senza successo Cannova e poi l'ultimo tocco è di un giocatore della Fincantieri. Ecco qua la giocata in profondità per favorire la corsa di Tedesco. Tedesco si defila, chiuso in un angolo da Santoro che non lo fa girare, gli mette il pallone in fallo laterale. Ricordo che a seguire, dopo questo incontro, inizio orientativamente programmato per le 17, poi dipenderà anche da come si concluderà questa partita, visto che ci sono in ballo anche eventuali tempi supplementari. Di fronte ci saranno i giovanissimi regionali di Cus Palermo e CEI, anche in questo caso primo turno di playoff, in quello che è un programma molto frenetico in questo sabato in cui si apre la post-season per le squadre degli allievi, dei giovanissimi. Si gioca ovviamente di sabato, domani 1° maggio. Intanto lancio di Cristian Carella per cercare la corsa di Cirmi, anticipato ancora una volta da San Filippo. Cirmi prova a insistere nella corsa, viene però scortato fuori da Rodolico che allontana, mantenendo anche il pallone in campo. Allora Geraci
cerca la giocata in avanti Iannelli all'indirizzo di Rizzo, che cerca ancora di far correre il suo numero 8, esce Martorana dall'area di rigore, rimessa per l'Unione Sportiva Trabia, che sta giocando con grande intensità, con grande coraggio e sta mettendo in difficoltà i più quotati avversari. Cristian Carella cerca il lancio in avanti verso Cirmi, la posizione è regolare, Cirmi contrastato da avversari, perde il pallone, lo ritrova, pallonetto di Cirmi! 1-0 Fincantieri, all'improvviso la firma di Riccardo Cirmi, che si inventa un pallonetto da cineteca e porta i suoi in vantaggio poco prima del quarto d'ora. Golasso di Fabio Cirmi, che ha trovato la palombella perfetta per battere la russa quando forse nessuno se lo aspettava per quello che si stava vedendo in campo. La Fincantieri sblocca il punteggio e adesso partita che potrebbe, almeno dal punto di vista psicologico, cambiare, visto che la Fincantieri stava soffrendo, l'Unione Sportiva Trabia stava oggettivamente giocando meglio degli avversari, ma poi è bastata una giocata in verticale a uno dei giocatori più rappresentativi di una squadra che ha vinto praticamente tutte le partite che poteva vincere in questa stagione. Qui intanto attenzione subito alla risposta tentata da Martorana, addirittura di testa, esce dalla sua area di rigore, disimpegno quasi da libero più che da portiere. E poi c'è un fallo commesso da Di Bella, mentre Capitan Marchese va a protestare, forse per un contatto precedente. Giusta invece la chiamata su questo fallo commesso da Michele Di Bella. E intanto occhio a questo calcio di punizione, mentre è scaduto il quarto d'ora ed è in vantaggio da quasi 2 minuti la Fincantieri, per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto adesso. Rete di Fabio Cirmi al 14°. Martorana intanto passò il pallone su questa punizione battuta da Siragusa e rimette subito in gioco per Santoro, che rischia qualcosa, poi esce bene sul raddoppio, pallone per allontanato direttamente dallo stesso Siragusa. Fuori gioco da parte di Iannelli. Pallone allontanato da Sunseri, poi arriva sulla sfera Cannova e poi la perde nel contrasto con Geraci. Poi ancora Cannova sul pallone, scambio che coinvolge anche Ceraulo, poi sponda di Cirmi dove ci sono solo maglie rosse, in particolare quella di Sorbello. C'è in avanti, colpo di testa da parte di Lagrua, che oggi fa coppia con Palmeri nel tandem difensivo. Si lotta ancora, Cristian Carella non riesce a completare il disimpegno e allora si ripartirà con un fallo laterale in favore dell'Unione Sportiva Trabia, proprio a metà tra le due panchine. Ancora l'anticipo da parte di Cannova. Fallo laterale, colpo di testa di Lagrua, poi Santoro che è costretto a spazzare sulla pressione degli avversari. Cirmi anticipato, poi la palla che arriva dalle parti di Rizzo, anticipato di testa da Lagrua. Cristian Carella, tocco per Gabriel Carella che può avanzare, ancora il 9 che prende campo, salta il primo avversario, poi tocca sulla destra per Marchese, cerca lo scambio, non lo trova e poi spazza in qualche modo Manzella sui piedi di Santoro, che è costretto a mettere in fallo laterale. La rimessa con il tocco di Palmeri, rischioso anche perché arriva Rizzo, ma arriva anche Lagrua che sposta il suo avversario, può mettere solo in calcio d'angolo
Terzo corner in favore dell'Unione Sportiva Trabia. La battuta con l'ottimo dribbling qui da parte di Siracusa, che mette al centro, colpisce il palo esterno. È occasione per il pareggio con il palo esterno di Siracusa. Cavolo. Dai, crediamo. Dai, si può, si può. Dai, Matteo. Battuta in avanti da parte di Martorana, l'anticipo di Siracusa. Poi subentra nell'azione Tedesco che allarga ancora per il suo numero 6 in proiezione offensiva. Ancora Siracusa, chiuso sempre in calcio d'angolo, questa volta da Santoro. Direttore di gara che vuole vederci chiaro, con Gabriel Carella che viene richiamato a fare un passo indietro per la battuta mentre sta per scadere il 20°. C'è un calcio d'angolo, il numero 4 della partita per l'Unione Sportiva Trabia, ancora con la stessa giocata tentata da Siracusa. La palla che finisce in mezzo, allontana in qualche modo Ceraulo, poi prova ad allungarsi il pallone, non ci riesce. Si lotta al limite dell'area della Fincantieri con il tentativo da parte di Sunseri, limite dell'area, Sunseri fermato ancora, però ritrova il pallone. C'è l'intervento dei suoi danni, direttore di gara che lascia giocare. Allora può avanzare Gabriel Carella, palla in profondità, la chiusura da parte di San Filippo. Allontana Geraci, c'è a terra il giocatore dell'Unione Sportiva Trabia, non se ne è accorto nessuno, l'arbitro fischia adesso. Si tratta proprio di Sunseri, che è rimasto a terra. Calma, sta palla no, si calma e lancia avanti. Dai, dobbiamo crederci ragazzi, si può, si può. Dai. La palla è nostra, Dadio. Tanto la palla va scodellata per l'Unione Sportiva Trabia, che come da regolamento rigioca il pallone. Scambi veloci che favoriscono la corsa di Geraci a destra. Geraci prova a prendere il centro, inseguito da Cannova, poi la palla è per Iannelli che viene però chiuso dall'intervento proprio di Cannova, che però restituisce il pallone, il cross, la palla che finisce fuori, rinvio dal fondo per Martorana. Martorana che si affida ai piedi di La Grua per rimettere in gioco il pallone. Il tocco di Marchese all'indietro, poi la palla che diventa buona per Rizzo. Rizzo fermato da Palmeri, poi prova a ripartire Di Bella con il tocco per Cilmi che però non controlla bene a seguire. Allora può spazzare Rodolico. Rientra in tempo dal fuorigioco qui Iannelli, cerca il tocco per Tedesco che viene però chiuso dalle maglie rosso-blu della Fincantieri. Gabriel Carella cerca Marchese, non lo trova. Poi palla spazzata da Siracusa direttamente dalle parti di Martorana che la fa rimbalzare e poi la controlla. Cannova qui si addormenta sul pallone e lo perde. Allora attenzione alla ripartenza di Geraci. Geraci propone al centro. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori senza deviazioni. Pallone ancora rigiocato da Siracusa in avanti dopo il rinvio
da parte di Lagrua, poi cercato ma non trovato Gabriel Carella. Attenzione a Tedesco, poi scortata l'uscita di Martorana, che poi tocca il pallone, ancora spinto via da Tedesco. L'arbitro sta lasciando giocare praticamente tutto da entrambe le parti. Poc'anzi le proteste della squadra di Trabia e adesso le proteste un po' per parte, mentre intanto Iannelli non controlla. L'ha presa fuori con le mani. Arbitro, svegliati. Come sei in casa? C'è rinvio ancora da parte di Lagrua. Pallone corto per Cannova col dribbling. Poi c'è la pressione anche su Ceraulo, rischia di perdere un'altra palla in disimpegno alla Fincantieri. Ancora Cannova, perde palla. E allora attenzione all'Unione Sportiva Trabia che cerca di ripartire. Cristian Carella si mette in mezzo, va giù un giocatore, si tratta di Geraci, va giù anche Sunseri, un po' di confusione da quella parte. Poi riesce ad uscire Cannova, Gabriel Carella col servizio a cercare Cirmi che però non può arrivare. Cristian Carella, fermato anche lui. Rodolico, calcia lontano, dove c'è Esposito, scusate, Tedesco, chiedo scusa. Tedesco all'1 contro 1 con Santoro. Ancora Tedesco, serie di finte. Cerca ancora l'1 contro 1 Tedesco, parte il suo cross sul primo palo, pallone che diventa buono per Rizzo. E la parata da parte di Martorana costruisce bene ma non concretizza ancora l'Unione Sportiva Trabia, che sta mettendo in grande difficoltà la Fincantieri in questa partita. Altra palla lunga per Cirmi, Rodolico insegue, scorta il pallone e poi lo calcia addosso al suo avversario. Intanto il direttore di gara si avvia verso la panchina dell'Unione Sportiva Trabia, probabilmente per redarguire un elemento della panchina. Rimessa per l'Unione Sportiva Trabia. Intanto un fischio in favore della formazione biancorossa di mister Manzella. Dai Gaspare! Forza! Battuta in avanti, la sfiora Palmeri, quel tanto che basta. Poi pallone ancora rimesso verso l'area, verso Rizzo che è in fuorigioco. Fuori gioco per Gaspare Rizzo, con le proteste dello stesso numero 9. La battuta di Palmeri, poi prova ad arrivare Di Bella, arriva invece Ceraulo, fermato dall'intervento di Sorvello, poi lancio lungo a cercare Tedesco, colpo di testa, dove però arrivano ancora i giocatori delle Trabia con questa palla per Tedesco. Tedesco arriva prima, ma viene chiuso da Santoro, rischia qualcosa anche Santoro nel contrasto. Poi Marchese non può fare altro che metterla in fallo laterale. Siragusa in avanti, Cristian Carella controlla e poi calcia lontano. Ancora dove c'è Siragusa, interviene Ceraulo, contrastato da Sunseri che gli si mette davanti, recupera e subisce fallo.
Calcio di punizione con Siracusa che sistema il pallone. Dai, entra Torino! La battuta di Siracusa, troppo lunga per tutti, direttamente oltre la linea di fondo. Matteo! Matteo! Non giocata bene questa punizione. Una miseria! Innesca! Non ce la fai! La battuta ancora di La Grua direttamente dal fondo, il colpo di testa da parte di Di Bella, poi Cirmi la riesce a giocare per Marchese. Marchese apre il gioco, chiude bene però ancora una volta San Filippo. Palla ancora buona per la Fincantieri con la giocata di Di Bella. Cristian Carella alza la testa, va da Marchese. Marchese cerca ancora la palla in profondità, letta in anticipo da Siracusa. Iannelli cerca di far correre Geraci e ci riesce. Attenzione perché è un potenziale 2 contro 1 per l'Unione Sportiva Trabia, ma chiude Palmeri in fallo laterale. Chiusura provvidenziale del 5 in maglia rosso-blu. Allo scadere della mezz'ora, altri 5 minuti più eventuale recupero prima della chiusura del primo tempo. Iannelli, scambio con il cross che arriva da Martorana, il quale blocca. La battuta in avanti ancora verso Cirmi, che per il momento sta decidendo la partita con il suo gol al quarto d'ora del primo tempo. Scambio con Cristian Carella, poi ancora lo scatto di Bella, l'uscita da parte di Ponziano. Rischia qualcosa Siracusa nell'uscita, subisce la carica. L'arbitro fa proseguire l'azione. Allora Cirmi fermato da Siracusa, che rilancia dove c'è Cristian Carella, il quale non controlla bene, prova ad arrivare Marchese che viene anticipato. E allora attenzione a Santoro che deve alleggerire su Martorana. Martorana non colpisce bene il pallone che rimane da quelle parti. Deve intervenire La Grua, poi Marchese fermato, ma la palla ce l'ha Cristian Carella. C'è Raulo, lancio lungo intercettato dall'ottimo intervento di Manzella che spazza. Entrano tutti in tempo dal fuorigioco, no? Fuorigioco di Tedesco. La battuta di La Grua, colpo di testa, poi ancora palla che torna alle parti di La Grua che deve allontanare. La giocata intanto in avanti di Sorbello per il solito Tedesco che prova a servire subito i compagni, lo chiude Santoro che però rischia, alla fine però va col dribbling, resiste alla carica del 7 avversario. Poi c'è il tocco di Sorbello che riesce anche a tenere il pallone in campo. Attenzione al 10 del Trabia con la palla verso il centro, Iannelli anticipato, poi Santoro in qualche modo la gira. È rimasto giù Sorbello e poi la palla messa fuori. Sorbello che si rialza. Lo scontro con Santoro. Oh, hai di puntare, aspetti, ma che aspetti? Ma va! Tese, cervello da mangiare. Marchese, la palla è fuori. Ehi! Calma! Calma! Va bene, stai tranquillo, La rimessa per Tedesco. Poi serie di rimpalli, l'ultimo tocco proprio del numero 7. Antonio ci va un rimani là. Rimessa Fincantieri con Santoro. La battuta verso il centro di testa di Bella, poi c'è Raulo rimontato dagli avversari, riesce comunque a ritrovare il pallone. Si sgancia Cannova, il pallone è per lui. Cannova, il dribbling con la palla in avanti su Cirmi. Passaggio nella terra di nessuno, allora può provare a ripartire il Trabia. In due tempi Sorbello, poi Cristian Carella
La finta, salta un altro avversario, ancora Carella che serve in avanti Cannova. Cross di Cannova, interessante verso Gabriel Carella che può controllare, lascia il pallone marchese. Gabriel Carella vuole andare da solo. Ancora Carella con la finta, fermato però dall'intervento di Manzella, fallo laterale. Ultimo minuto che sta per iniziare in questo primo tempo. Gabriel Carella, pallone messo verso il centro, smanaccia in qualche modo Ponziano. Poi Palmeri in proiezione offensiva, guarda anche la porta, poi si va a chiudere in un vicolo cieco. Allora deve ricominciare su Cannova, contrastato in maniera regolare, pallone allontanato per un attimo da San Filippo che poi va a contrasto su Ceraulo. Lotta feroce su ogni pallone da entrambe le parti, non riesce a tenere il pallone in campo Cannova. Ultimi 30 secondi del primo tempo, parziale che non cambia, almeno rispetto a quanto è accaduto al quarto d'ora, col gol di Cirmi, che sta per il momento decidendo la partita. Allontana Cannova, c'è stato il fallo da parte di Ceraulo. Punizione Unione Sportiva Trabia. Vi ricordo ancora una volta che a seguire questo incontro, di cui poi daremo anche delle specifiche proprio per la gestione di tempi regolamentari supplementari e scoperta della squadra che passerà il turno, ricordo che intanto attenzione Rizzo con l'uscita di Martorana e la palla messa fuori da Marchese, e per l'arbitro basta così per il primo tempo, con Rizzo che rimane a terra sull'uscita di Martorana. In ogni caso finisce la prima frazione con la Fincantieri in vantaggio per 1-0 sull'Unione Sportiva Trabia, con il gol segnato da Cirmi al quarto d'ora. E appuntamento per la ripresa, restate collegati con noi ovviamente su Sportisiti per assistere al secondo tempo.
Torniamo live dal campo della Fincantieri, secondo tempo che sta per iniziare tra Fincantieri e Unione Sportiva Trabia. La prima frazione si è conclusa con il punteggio di 1-0, lo vedete in grafica, con la rete messa a segno da Cirmi al quarto d'ora, con una partita fin qui molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra, forse più per marca ospite. Adesso siamo pronti ad assistere agli ultimi 35 minuti di questa sfida, con le due squadre che non hanno operato cambi. Di Bella che intanto cerca di andare via San Filippo, che lo ferma. Fallo laterale battuto da Cannova, colpo di testa di Cirmi, poi Cristian Carella anticipato dall'ottimo intervento da parte di Siracusa, che prova a spingere la ripartenza, prova a chiuderlo Di Bella, avanza però ancora Siracusa allunga la sua falcata, Santoro lo insegue, sempre Siracusa sul pallone, praticamente un cost to cost da un'area all'altra, poi alla fine va a chiudersi in un angolo, tocco di Santoro, ma c'è il fallo secondo il direttore di gara da parte del numero 2. E calcio di punizione per l'Unione Sportiva Trabia, che ha iniziato praticamente allo stesso modo in cui ha dato il via al primo tempo, cioè con grande intensità, anche con l'opportunità di rendersi pericolosa, come con questo calcio di punizione che verrà effettuato da Siracusa, ormai intestatario dei calci piazzati. Palla che spiove, Martorana la fa su Enza Roblen, e poi prova subito a lanciare per la corsa di Cirmi, che viene anticipato, poi ancora l'autore del gol che sta dicendo la partita, che va al lancio dall'altra parte, colpo di testa di Siracusa che già era entrato indietro. Rodolico cerca Tedesco, lo trova, poi Tedesco col fallo di Marchese, punizione. Sta già preparando un cambio mister Visconti per la Fincantieri, che questa palla allontanata da Cannova, poi c'è Raulo non bene, recupera il pallone solo per un attimo l'Unione Sportiva Trabia, poi c'è il lancio di Cirmi alla ricerca di Gabriel Carella, anticipato da Siracusa, il quale allontana, dove c'è Marchese, il quale si accontenta del fallo laterale. Arriva adesso il primo cambio con l'uscita da parte di Ceraulo e l'ingresso in campo di Fausto, maglia numero 17, con l'occasione per ricapitolare le due panchine, partendo proprio da quella dei padroni di casa, che portano in panca la Monaca, Garofalo, Camiolo, Rizzo, Consales e appunto Fausto, che è appena entrato in campo. Dall'altra parte in panchina ci sono La Russa, Guarisco, Badame, Fragiglio, Mancuso, Rubino, Albamonte, Scaletta e Lobue. Intanto si lotta, fallo di mano da parte di Cristian Carella, punizione. La battuta di Siracusa, cerca la spizzata Rizzo, c'è la chiusura di La Grua, poi Palmeri, fallo di mano di Tedesco. Palla lunga, colpo di testa proprio del nuovo entrato Fausto, Gabriel Carella anticipato, poi prova a subentrare nell'azione Marchese. Fausto prova subito a piazzarla, la parata da parte di Ponziano. Va subito a battere lungo, Marchese di testa, Di Bella. Cristian Carella vede la salita
da parte di Cannova, anticipato anche da Cirmi che involontariamente gli ha tolto il pallone dalla disponibilità. Occhio intanto dall'altra parte, la palla che esce in fallo laterale dopo una deviazione, allora rimessa per l'Unione Sportiva Trabia con le mani San Filippo. Colpo di testa di La Grua, poi Cirmi, fermato Cirmi, pallone lanciato in avanti su Rizzo. Rizzo cerca il controllo, la palla diventa buona per Iannelli che va alla conclusione. Iannelli sopra la traversa di un niente, il tentativo di Iannelli ad un passo dal pari il Trabia. Veloce, signore. Gran conclusione da parte di Antonino Iannelli. Qui difficilmente Martorana avrebbe potuto fare qualcosa. La palla è uscita veramente di un soffio. Ancora però l'Unione Sportiva Trabia con un altro tentativo, questa volta di Rizzo. Giocala, giocala. Guarda dove sei. Ortozzi. Palmeri, Santoro, poi la palla ancora recuperata solo per un attimo, però non può arrivare Iannelli. Martorana la tiene in campo. Dai, presa sta palla. Dai. Batte Martorana trovando dall'altra parte Cannova. Un rimbalzo forse di troppo, ma Cannova riesce ad andare via 2 volte di testa, resiste anche ad una carica. Cirmi, il tocco per Di Bella, si è sganciato Cannova, visto e servito il terzino sinistro che può andare. Cirmi con la ruleta ai danni di un avversario, poi cerca il tiro deviato, allontana la difesa dell'Unione Sportiva Trabia con Iannelli che può spingere la ripartenza. Avanza il numero 8, il tocco verso Rizzo, poi un rimpallo che sfavorisce Palmeri. Subentra Santoro che tocca male, allora Iannelli ci riprova, palla fuori. C'è lui con la palla, perché non dai? Ma sei passato là, dai! Ti vado da palla! Vai in mezzo! Dai, indietro, dai. Dai che è tua, Daniel! La battuta di La Grua col colpo di testa, poi sfiora Cristian Carella, deve allontanare Cannova, poi prova ad arrivare, ci riesce in qualche modo ancora Sunseri. Qui attenzione intanto alla corsa con il cross e la rete di Rizzo per il pareggio da parte dell'Unione Sportiva Trabia. Un lampo improvviso da parte di Geraci e trova il gol del pareggio. La squadra ospite, pareggio meritato, pareggio che ci sta. La zampata di Rizzo con l'ottimo assist da parte di Geraci. Riprende il gioco con il punteggio che è cambiato e che vede nuovamente in linea di galleggiamento la squadra di mister Manzella con il gol di Rizzo. Fausto, serie di dribbling, il tocco per la palla larga sulla sinistra dove c'è Cannova, fermato. Poi prova a subentrare Cristian Carella, c'è anche Cannova, ancora si lotta, riesce ad uscirne Sorbello. Poi pallone in avanti per la corsa di Iannelli che la tiene in campo 2 volte, allunga la falcata Iannelli, chiude La Grua. Fallo laterale, momento della partita favorevole alla squadra biancorossa. Va bene, tutte e due. Oh, guarda, Dario, così, dai. Dario, guardate, e vi aiutate, dai, so. Il fallo laterale per San Filippo, pallone che arriva in area di rigore, però poi è Martorana a conquistarlo e a giocarlo subito. Pallone lungo, cercato Gabriel Carella che però non può arrivare. Tanto
C'è un altro cambio per la Fincantieri, il solito cambio a sinistra con l'ingresso di Gonzales al posto di Cannova che sicuramente ha un po' sofferto da quella parte. Gonzales è un giocatore un po' più di copertura, un terzino più difensivo. Tanto c'è un fallo commesso da Fausto. Il calcio di punizione per l'Unione Sportiva Trabia, sempre con Siracusa a battere, scaduti intanto i primi 10 minuti della ripresa. La situazione è di 1-1 adesso, pallone nel mucchio, Martorana. Cercato Cirmi, anticipato però, poi l'intervento su Sunseri da parte di Di Bella. Cirmi, l'apertura per la corsa di Gonzales, la tiene in campo, la gioca subito, però viene chiuso il suo passaggio all'intervento di Rodolico. Geraci tocca male, allora Cirmi, può andare Cirmi, la palla per Gabriel Carella, si chiude il triangolo ma la palla risulta lunga e allora scorta tutto la difesa del Trabia che mette in rinvio dal fondo. Battuta lunga, controlla Geraci, per lo scarico su San Filippo che la controlla e poi prova a calciarla più lontano che può. Interviene Gonzales, poi la spazzata che favorisce Tedesco la fa scendere ma è in fuorigioco. Dai Daniel! Dai! E mezzo metro dietro. Prendila! Calcio di punizione dunque per l'Unione Sportiva Trabia con la battuta, anzi per la Fincantieri ovviamente, l'Unione Sportiva Trabia che recupera il pallone. Ottimo lavoro soprattutto in fase di pressing da parte dei biancorossi che letteralmente vanno quantomeno a sporcare ogni tentativo di uscita dalla propria metà campo dei ragazzi di Visconti. Fausto di testa di Bella, poi Gabriel Carella che può avanzare, ancora il 9 della Fincantieri, si sgancia e riceve, riesce a tenere il pallone in campo Cirmi che va anche al dribbling, ancora Cirmi chiuso, l'arbitro lascia correre, tutto ok per lui. Cristian Carella al limite, il tiro ribattuto, poi la palla allontanata con Sorbello che prova ad autolanciarsi, arriva Cristian Carella a scortare, c'è il contatto e fallo. C'è un cambio anche nell'Unione Sportiva Trabia, il primo della partita, l'uscita di Iannelli e l'ingresso di Albamonte, maglia numero 18 per lui. Dai Giuseppe, dai! Antonino! La battuta della punizione con Gonzales che calcia male, trova comunque Cristian Carella che la gira verso l'area. Colpo di testa di Di Bella che poi si dimentica il pallone, c'è poi forse una spinta, la vede l'arbitro. E calcio di punizione, la spinta di Cirmi che si accusa subito del fallo. Arbitro molto fiscale anche in questa circostanza. Gonzales allontana col destro, colpo di testa di Sorbello che però favorisce Marchese. Lancio lungo di testa Siracusa, poi Sorbello la fa scendere, la porta avanti. Ancora Sorbello, Marchese lo rimonta, però Sorbello riesce ad andare via. Il tocco in avanti, deviazione di Santoro, fallo laterale Trabia. Colpo di testa di Tedesco, poi allontana Palmeri.
riesce a palleggiare Di Bella, subito però contrastato Cristian Carella, lancia per Cirmi che controlla la finta di Cirmi che manda a sedere un avversario, poi allarga su Gabriel Carella, controllo non perfetto, riesce comunque a tenere il pallone in campo, il cross deviato in fallo laterale da Manzella. La battuta di Santoro verso l'area di rigore, colpo di testa di Albamonte, poi propone al centro Fausto cercando Cirmi che viene anticipato, poi pallone spazzato in qualche modo, rimessa laterale in zona d'attacco per la Fincantieri, scade il quarto d'ora. Non gliela voglio più dire, appena lo vedo di nuovo non la richiamo più, per favore. La battuta di Gonzales con le mani, poi il colpo di testa di Cirmi, cercato Fausto che la gira verso l'area, Gabriel Carella in posizione regolare, il palleggio, poi allontana Manzella sui piedi di Fausto che calcia male. Colpo di testa di Santoro sul rinvio, poi Tedesco anticipato da Palmeri che calcia in avanti, colpo di testa di Sorbello, poi ancora Tedesco a lottare con Santoro, fallo di mano da parte del numero 7 biancorosso. Calcio di punizione, lo batte Palmeri, ancora un intervento di un giocatore del Trabbia, poi Cristian Carella allarga per Gonzales che mette giù il tocco per Cirmi, area di rigore, Cirmi vede il movimento di Gonzales, poi calcia in avanti, c'è l'anticipo di Siracusa anche ai danni del suo portiere Ponziano, e allora fallo laterale per la Fincantieri. Di Bella propone questo tiro che viene respinto in qualche modo in due tempi, e poi il fallo di Gabriel Carella sul portiere Ponziano. Battuta lunga a terra in 3, l'arbitro lascia giocare. E poi Gabriel Carella non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa, siamo a metà del secondo tempo, sta per entrare Camiolo, esce Gabriel Carella, di certo non la sua miglior partita dall'inizio della stagione. E poi c'è il cambio rimessa, ingenuità qui da parte di Manzella. E fallo laterale per la Fincantieri. Gabriel Carella si palleggia addosso, poi calcia in avanti, la palla arriva in aria, poi allontanata ancora da Manzella in fallo laterale. È scemata un po' la spinta offensiva dell'Unione Sportiva Trabia, inevitabile dopo aver speso tanto per arrivare al pareggio. Fausto, pressato da Sorbello, prova a girarsi il 17 che poi col tacco cerca un avversario, l'ultimo tocco però è proprio di Fausto. E allora rimessa per l'Unione Sportiva Trabia. Battuta male però allora dalle parti di Santoro, controlla Camiolo, contrastato fallosamente da Albamonte secondo l'arbitro.
Calcio di punizione per la Fincantieri, blocchi all'interno dell'area di rigore, non li vedete ma c'è un mucchio di una decina di ragazzi ai confini dell'area di rigore mentre Santoro batte verso la porta, palla che si spegne fuori. Mentre mister Visconti lamenta l'uscita anticipata alla barriera di un giocatore avversario, l'arbitro ha lasciato battere, allora riparte l'Unione Sportiva Trabia con questa uscita, ottima palla al piede che va a innescare Rizzo, fuori gioco. Ma che fischi! Ma che fischi! Batte da dietro! Calcio di punizione per la Fincantieri con la Grua. Cercato Camiolo che fa sponda di testa dove non ci sono compagni, allora prova a inseguire il pallone per tenerlo in campo, per un attimo ci riesce, poi il pallone va fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa Trabia, Siracusa calcia lontano, colpo di testa di Palmeri, Cirmi, serve Cristian Carella, il tocco verso Gonzales che prova a spingere, ancora Gonzales in mezzo a due, palleggia ma non ritrova più il pallone, poi lo recupera in qualche modo, lo spazza Rodolico, Rizzo, la Grua su di lui, trattenuta di La Grua secondo l'arbitro. Batte Siracusa, colpo di testa di La Grua, poi Cirmi con la schiena a innescare la ripartenza da parte di Di Bella che va da solo in mezzo a tante maglie biancorosse. Il passaggio non poteva di certo passare da lì, recupera però la Fincantieri con Marchese, allarga per Camiolo, tutto largo a destra, pallone verso il centro, chiude ancora una volta su un Seri e allora rimessa in zona d'attacco per la Fincantieri. Pallone allontanato la difesa del Trabia, poi Palmeri in qualche modo. E c'è il cambio. C'è l'ingresso in campo da parte di Scaletta, esce Sunseri. Dai Manu! La rimessa su Siracusa che forse perde anche un attimo di gioco. C'è Tedesco che va in fuga, la palla messa al centro, attenzione Rizzo anticipato da Cristian Carella. Gonzales, tocco largo, insegue la sfera ma non la raggiunge di nuovo. Si tratta di Cirmi. La rimessa per San Filippo. Pallone lungo, a vuoto Carella, poi cerca di arrivare alla Grua. Poi subentra nell'azione ancora Cirmi, chiuso da Rodolico. Spazza via Santoro. Anticipato Fausto, la palla diventa buona. Ancora per l'avanzata da parte del nuovo entrato Scaletta. Scaletta tocca per Rizzo il controllo, ma la chiusura di La Grua che rischia e poi alla fine allontana. Santoro evita il fallo laterale, riesce a scucchiaiare ma non trova Marchese. Torna a spingere l'11 di mister Manzella. La rimessa su Siracusa che propone questo campanile in area. Martorana, ottima presa,
Gonzales sbaglia il lancio, palla che quasi arriva a chi vi sta raccontando la partita. San Filippo con le mani, di testa Gonzales, poi l'anticipo di Albamonte verso Scaletta, subentra l'azione marchese che viene fermato, Sorbello, poi il triangolo che non si chiude, allora Fausto prova a far ripartire i suoi, palla in profondità per la corsa di Camiolo, può arrivare in anticipo su Siragusa che però lo taglia fuori e guadagna il fallo laterale. Fallo laterale per Manzella, il controllo di Albamonte, l'ultimo tocco di Fausto. E poi cambio, rimessa, un po' di confusione in questa fase. Camiolo prova a girarla verso Cirmi, anticipato però facilmente da Ponziano. Batte lungo Ponziano, Palmeri di testa trovando in qualche modo Gonzales. Cristian Carella, Cirmi controlla a seguire, poi Di Bella cerca di servire Gonzales ma è corto il passaggio. Rizzo chiuso dalla Grua, fallo laterale. San Filippo cerca l'anticipo, Gonzales lo trova. La battuta ancora di San Filippo, ancora Gonzales, poi il numero 4 del Trabia che recupera il pallone solo per un attimo. Carella allontana, Rodolico la fa rimbalzare, poi spazza via, rimessa Fincantieri. Gonzales verso Carella anticipato, in fuorigioco Rizzo, la gioca la Grua, direttore di gara che non fischia. Cirmi in avanti dove non c'è nessuno, altro lancio lungo verso Rizzo che va a dare fastidio alla Grua, rischia qualcosa la Grua, palla a Martorana, rischia anche lui qualcosa ma alla fine evita il primo avversario e poi mette in fallo laterale. Blackout in questa fase per la Fincantieri, vediamo se l'Unione Sportiva Trabia avrà la forza per approfittarne. Pallone verso l'area, girato dalle parti di Sorbello, anticipato da Camiolo. Cirmi, si sgancia Fausto, Cirmi avanza, tocco per Camiolo che cerca proprio Fausto, controlla a seguire Siragusa, sempre lui a chiudere. Poi Santoro con la palla allontanata, sempre Siragusa, palla che arriva dalle parti di Scaletta che non controlla bene, può servire Albamonte, eccolo servito adesso. Anzi, si tratta di Tedesco che propone al centro del cross, deviato, subentra Cristian Carella che vince il rimpallo e allora sgancia Gonzales, fermato anche lui, sempre un piede di un giocatore del Trabia a intercettare le giocate della Fincantieri che quasi sembra non avere energie. E allora attenzione a Geraci, il cross respinto in fallo laterale. Nel computo dei 90 sicuramente meglio il Trabia fino a questo momento, quando mancano poco meno di 7 minuti allo scadere del 70°, con i supplementari sempre più vicini. E qui un altro cambio rimesso, un'altra brutta battuta, questa volta di San Filippo. Carella, lancio, ancora Siragusa, poi allontana Albamonte, non insegue il pallone, in questo caso Geraci che però rischia adesso una minaccia per Gonzales, il quale riesce a palleggiare ma non ci sono compagni. Di Bella recupera, avanza Di Bella che può prendere campo, lo insegue Rodolico, sempre Di Bella che sterza, il cross secondo palo è tutto solo Camiolo, il controllo Camiolo, la palla sul sinistro, lo prova, deviato. Qui si lotta in mezzo al campo, Cristian Carella palleggia, poi avanza, viene contrastato da Albamonte, calcio di punizione, si riaffaccia in avanti la Fincantieri, partita ancora ben lontana dall'essere risolta.
Punizione per Cristian Carella, ultimi 5 minuti più recupero. Ci sono anche 6 elementi della Fincantieri all'interno dell'area di rigore. Il solo Scaletta invece fuori dai 16 metri difensivi. Fischia l'arbitro. La battuta di Cristian Carella verso la porta, smanaccia il portiere ponziano e poi la palla allontanata. Sorbello, lancio deviato, la palla diventa buona, poi la tocca Scaletta. Ma che fa? Ma che fa? Colpo di testa di Cirmi e poi c'è il fallo. Che cosa fa? È la nostra! La battuta in avanti, attenzione all'errore di Lagrua che innesca Scaletta. Scaletta propone al centro il pallone, si propone Rizzo che colpisce in qualche modo di testa, però subito perde palla. Una Fincantieri in enorme difficoltà. Si gioca, Tedesco non la riesce a tenere in campo. Dai, recuperiamo! Fallo laterale per la Fincantieri. Cristian Carella, il lancio verso Cirmi che è diventato riferimento offensivo e poi dà questa grande palla per Camiolo. Camiolo può avanzare, l'1 contro 1, poi il passaggio da dimenticare per Fausto. Sorbello, la spinta di Marchese sotto gli occhi dell'arbitro che lascia giocare, concede comunque rimessa. Rimessa Trabia con Siracusa che palleggia e poi calcia. Intercetta Fausto che poi va al duello con Albamonte. Sempre Fausto, prova a saltarlo. Si continua a giocare. Fausto, conclusione, ribattuta. Marchese la tiene in campo. Serve Camiolo. Camiolo non sa che fare. Tocco per Fausto di prima. Sbagliato. Mancanza di lucidità per i ragazzi di Visconti che recuperano con Carella. Con Sales, la palla messa al centro col petto Rodolico che poi spazza via. La palla che arriva dalle parti di Lagrua, ha sbilanciato, si accontenta del fallo laterale. Ultimi 2 minuti, poi solo recupero. Sì, arbitro, ma era nostro però, arbitro. Con Sales. Palla che non arriva, Siracusa allontana, la palla rimane per un attimo in campo, poi batte fuori. Dai, Stefano, alza la testa. Dai, non gli fate prendere sta palla, oh! Accoccia, vieni! Dai, dai, manca un minuto. Dai ragazzi, dai! Dai Stefano, fai tutti questi passi. Con Sales con le mani. Dai Lorenzo, bravo. Colpo di testa di San Filippo, poi Sorbello entra, può avanzare Sorbello. Sorbello al tiro, palla fuori. Stoppala! Battuta corta per Gonzales, poi cercato ma non trovato Cirmi. Ormai c'è! Un po' di perdita di tempo per questa rimessa. San Filippo, controllo di Rizzo. Rizzo si defila, poi mette al centro una palla che non arriva a destinazione. Allora dal fondo Martorana, a breve scopriremo a quanto ammonterà il recupero. Questa partita intensa
e che ancora non ha un vincitore. Cirmi prova a inserirsi, chiude Rodolico che spazza via. Carella con Sales in qualche modo ma senza trovare compagni. Attenzione però dall'altra parte all'assist per Sorbello in area. Sorbello, la finta, Sorbello, la chiusura incredibile a salvare da parte di Palmeri. Poi Rizzo calcia fuori, ha avuto la chance per vincerla e per passare il turno il Trabia, ma ha chiuso tutto. La difesa della Fincantieri incredibile. La battuta in avanti ancora, cerca il gol della qualificazione l'Unione Trabia. Rizzo chiuso dalla Grua, poi ancora va a lottare anche su Gonzales che deve mettere in fallo laterale. Scade il minuto di recupero, va bene così per l'arbitro e saranno supplementari. Restate con noi.
Tutto pronto per l'inizio di questi tempi supplementari tra Fincantieri e Unione Sportiva Trabia. Ricordiamo che i 90 minuti, come potete vedere, anzi 70 minuti, siamo conclusi sul risultato di 1-1, assegno Cirmi nel primo tempo per la squadra di Mister Visconti. Gli uomini di Manzella invece hanno pareggiato con Rizzo. Iniziano i tempi supplementari, subito con la palla per Di Bella. Di Bella prova ad andare sul fondo, chiuso in calcio d'angolo. Calcio d'angolo con la palla che spiove, colpo di testa a mettere fuori da parte di Rodolico, poi Santoro ci prova, la palla rimane lì, Di Bella prova a inserirsi, chiude Siracusa, poi tentativo svirgolato da Fausto, alla fine è Marchese che la mette fuori dove c'è Ponziano. C'è un fischio contro Marchese. La battuta in avanti con il controllo tentato da Geraci. Poi San Filippo in proiezione offensiva, la palla messa in mezzo, colpo di testa di Lagrua, poi il tentativo di Albamonte, palla che rimane in aria, non può arrivare Scaletta, insiste il Trabia che guadagna fallo laterale. La battuta con il tentativo di Sorbello, palla che esce fuori. C'è la battuta del solito Lagrua, pallone che non va tanto lontano, attenzione all'inserimento di Scaletta, Martorana la fa sua in uscita. Poi qui allontana Manzella, prova a buttarsi ancora Scaletta, vuoto Palmeri che però è ancora in vantaggio del suo avversario, riesce ad evitarne per un attimo la pressione, poi ancora Palmeri che però colpisce male e allora ci riprova Sorbello, il passaggio di Albamonte intercettato ancora però dalle parti dei giocatori di casa, Camiolo non ci arriva. La palla battuta in avanti verso Rizzo che è in posizione regolare, Rizzo prova a sterzare, lo chiude Palmeri. Poi prova a uscire Cristian Carella, il tocco per Camiolo che ha il tempo di controllare e girarsi. Camiolo vede il momento di Cirmi, lo serve di testa Rodolico. Qui intanto attenzione alla palla recuperata da Cirmi che può andare, evita un avversario, Di Bella se la allunga, poi c'è il tocco per Fausto, sono in 4 della Fincantieri contro 3, la palla messa al centro, la parata in 2 tempi di Ponziano.
La palla battuta ancora in avanti. La Grua. Viene però anticipato da Rizzo, che può involarsi verso l'area, resiste a Gonzales. Rizzo propone al centro, c'è la deviazione. Martorana la fa sua, ma ogni giocata da una parte e dall'altra porta con sé un pericolo. Allora attenzione dall'altra parte a Fausto, che prova con la fiondata intercettata a Rodolico. Poi un po' di terra sul volto di Fausto, l'arbitro lascia giocare. Camiolo prova a intervenire, commette fallo su Sorbello, l'arbitro non vede gli estremi per il vantaggio, rimane giù Sorbello. E più avanti. La battuta di Siragusa quando se n'è andato il primo pezzo di tempo supplementare, 5 minuti e 20, pallone nel mucchio, sopra la traversa, il cross di San Filippo. Rinvio dal fondo, le lamentele da parte della panchina, più che altro nei confronti dei loro giocatori. Chiedevano il tiro a San Filippo piuttosto che il cross. Qui intanto attenzione, Tedesco chiuso da Palmeri. Palmeri, lancio lungo, cercato Camiolo, non trovato. Manzella verso Scaletta, che in posizione regolare, il tocco per Rizzo, prova ad evitare un avversario, poi scivola. Camiolo, tocco che non riesce a Camiolo. Allora Siragusa prova ad andare, resiste alla prima carica, Camiolo prova a pressarlo, ancora Siragusa col pallone tra i piedi, c'è la trattenuta di Camiolo, calcio di punizione. Ottima partita da parte di Matteo Siragusa. Punizione per la squadra di Trabia, 7 sul cronometro, siamo a metà del primo supplementare. Sulla sfera colui il quale ha subito il fallo, ovvero sia Siragusa. La battuta nel cuore dell'area di rigore, allontanata solo parzialmente, poi è bravo Fausto a chiudere. Infine spazza Gonzales, ma ancora insiste la squadra ospite. Camiolo prova a intercettare, cerca di dar fastidio agli avversari. Di testa la Grua, di testa Carella, poi Albamonte dalle parti di Martorana. Sono già pronti da un pezzo i giovanissimi regionali under 15 di Cus Palermo e Cei, che saranno protagonisti della gara che inizierà subito dopo la fine di questo incontro. Sulla carta il fischio d'inizio era previsto per le 17, ma la gara qui si è prolungata. Allora attenzione a Camiolo, scortato da Manzella, forse spinge Camiolo, l'arbitro lascia giocare, Camiolo allora recupera solo per un attimo. Siragusa, Rodolico subito avanti, Scaletta prolunga, Rizzo prova a girarla di prima, non ci riesce, poi Cristian Carella ancora pressato, subentra Palmeri, lotta furibonda a centrocampo, Carella risolve e con la palla in profondità per la corsa di Cirmi, posizione regolare Cirmi, anticipato dall'uscita di Ponziano. Intanto pallone recuperato da Di Bella, cercato ancora Cirmi, ancora posizione regolare, chiuso. Siragusa spazza Albamonte, poi Rizzo in qualche modo la gira. Scaletta, giocata di prima che serve solo alla sua squadra per salire e guadagnare metri. Carella la gioca in avanti, c'è forse fallo, l'arbitro fischia adesso. Terra in faccia per Cristian Carella, punizione per la Fincantieri. Batte subito la Grua perché ha visto l'arrivo di Gonzales. Fausto
defilato a sinistra, parte il suo cross verso Camiolo, che può arrivare. Camiolo la sistema, cerca di andare in dribbling, ci riesce Camiolo, chiuso da Siragusa. Altra giocata perfetta nella partita del numero 6 biancorosso, che guadagna anche il rinvio dal fondo. Partita enciclopedica da parte di Siragusa, che va anche alla battuta. Tedesco, lungolinea, a cercare la corsa di Scaletta, che è più veloce di Palmeri. Allora Scaletta si può involare, Palmeri però col mestiere prova a fermarlo, poi cerca la ruleta Scaletta, che insiste nell'affondata, chiude però anche Palmeri. Centrali che stanno lavorando molto bene da una parte e dall'altra. Sorbello con l'anticipo riesce anche a vincere un rimpallo per la palla sul volto di Marchese. Si gioca, fallo di Sorbello. Tanto c'è un giocatore a terra, si tratta di Tedesco. Crampi per lui. È lo stesso direttore di gara che si occupa di fare stretching per la gamba sinistra del numero 7 biancorosso. Per l'arbitro basta così. Se ne va il primo supplementare, 1-1. Si avvicina il traguardo per la Fincantieri, ma occhio a un'Unione Sportiva Trabia che sta giocando una grande partita. Restate con noi. Rientriamo ovviamente, ricordo che si giocherà ancora un tempo supplementare dopo la fine di questo tempo supplementare. Non si giocherà più, almeno per quanto riguarda questa partita. Se riuscirà a segnare l'Unione Sportiva Trabia, allora guadagnerà il passaggio del turno mentre inizia il secondo overtime. Di contro, se dovesse restare l'1-1, la Fincantieri passerebbe come miglior classificato al termine della regular season, una stagione praticamente perfetta, mentre intanto c'è il fallo di Sorbello su Martorana. Dicevo, Fincantieri che in qualità di squadra meglio piazzata al termine del girone passerebbe il turno in caso di parità, ovviamente anche in caso di vittoria. Tra altre cose, Fincantieri, che ricordo è stata privata prima dopo la fine della stagione regolare dei 6 punti conquistati contro il Palermo, che avrebbero garantito il passaggio immediato del turno. Con la terra Martorana. Si rialza
La battuta di La Grua, scavalcato Fausto, poi la palla diventa buona per San Filippo che calcia lontano, Campanile che cade dalle parti di Rizzo, l'uscita di Martorana, scortata dalla Grua. Parte Martorana dalle parti di Cirmi che viene anticipato, poi avanza Geraci, chiude Gonzales, fallo laterale. La rimessa per San Filippo, La Grua in calcio d'angolo. Sul pallone Siragusa, sale Rodolico, sale San Filippo, in area anche Tedesco, ovviamente Rizzo, avanza anche Albamonte, la battuta sul primo palo allontana La Grua, poi Camiolo in qualche modo prolunga, colpo di testa di Manzella, dalle parti però di Di Bella che cerca di innescare la corsa di Cirmi, è più veloce Sorbello che riesce ad allontanare, fallo laterale. Tanto c'è il cambio per l'Unione Sportiva Trabia, esce Manzella ed entra Mancuso. Mancuso che si porta direttamente in avanti, cambio chiaramente a trazione anteriore per la squadra di mister Manzella che ha gli ultimi 7 minuti per cercare di portare a casa la vittoria e il passaggio del turno. Ricordo ancora una volta che a seguire, sempre qui su Sportisili, di fronte i giovanissimi regionali under 15 di Cus Palermo e Cei. Attenzione alla fuga intanto di Scaletta, la palla troppo lunga per Greco, per Rizzo, scusate. La battuta di Martorana, San Filippo anticipa, poi controlla Geraci. Ancora la corsa di San Filippo, il cross verso l'area di rigore, Rizzo fuori gioco. La battuta di La Grua raccolta da Geraci. Geraci prova ad andare via su Gonzales, diventano 3 però gli avversari. Qui l'entrata su Fausto, calcio di punizione. È rimasto a terra Fausto. Se ho interpretato male la gestualità dell'arbitro, la punizione sarà per l'Unione Sportiva Trabia. Decisione un po' particolare, visto che comunque Fausto era in anticipo sul pallone. E dunque c'è Siragusa sul punto di battuta, una punizione molto pericolosa questa, che verrà calciata dal numero 6 dei biancorossi. C'è il fischio dell'arbitro, parte Siragusa direttamente verso il cuore dell'area, secondo palo, colpo di testa che finisce fuori, se non ho visto male da parte di Albamonte, mentre rientra Fausto. Batte La Grua, controllo di Siragusa, Rizzo in avanti per la corsa di Geraci,
Geraci sterza, lo ferma Gonzales, calcio d'angolo. Decisione che scontenta Gonzales, ma l'arbitro ha ormai deciso. E tiro dalla bandierina, dovremmo essere al numero 10 per il Trabia, che va con Siragusa. La battuta verso il cuore dell'area di rigore, a voto tutti Scaletta. Rimontato da Marchese, che guadagna fallo laterale e fa respirare i suoi e fa guadagnare metri e secondi alla sua squadra. Marchese, pressato da Albamonte, che gli porta via il pallone commettendo fallo. La battuta verso Cirmi, che può guadagnare campo. Il lancio verso Camiolo, che ha spazio, inseguito da Sorbello. Sorbello riesce a recuperare, poi cerca di scortare il pallone. Serie di contatti, fallo di Camiolo. Rodolico porta avanti il pallone, lo tampona Camiolo, poi ancora il capitano del Trabia che cerca di recuperare. Ottimo però il recupero da parte di Fausto. Fausto, la palla messa al centro, Camiolo può controllare, non è granché però lo stop. Ne esce vincitore Sorbello, che lancia lungo. Rizzo colpisce di testa, favorendo la corsa di Geraci, che calcia di prima intenzione, ma calcia male. Allora rimessa per la Fincantieri. La battuta di Gonzales con le mani. Colpo di testa di San Filippo, poi mucchio di maglie alla meglio Siragusa, che anche lui in proiezione offensiva. Gonzales col tocco di Rizzo, fallo laterale. Batte Gonzales, colpo di testa di Siragusa, poi calcio lontano Cristian Canella. Rodolico male, e allora attenzione al tentativo di Cirmi, che può allungare la falcata. Cirmi rimontato ad avversari, tiene lui il pallone, sempre Cirmi inseguito da Rodolico, scarico indietro, poi Di Bella verso l'area di rigore, chiuso in calcio d'angolo. Mentre è rimasto a terra San Filippo. Tanto è rimasto a terra Di Bella, anticipato poc'anzi dall'entrata del solito Siragusa per evitare quello che sarebbe stato il gol vittoria, il gol che avrebbe tagliato fuori Tanto sono scaduti i 10. Va fuori Di Bella. Battuto il calcio d'angolo. Fausto fermato, ma l'arbitro dice che va ripetuto tutto. Non aveva ancora fischiato la ribattuta. Tanto un po' di confusione, anche perché San Filippo alla fine è uscito
Non sono riuscito a notare il numero del giocatore che è entrato in campo, comunque si rigioca. Marchese prova a liberarsi. Ancora si lotta, la palla esce. Rimessa Unione Sportiva Trabia. La battuta raccolta da Santoro che calcia più lontano che può, però per un attimo favorisce l'intervento di un avversario. Poi ancora Camiolo la tiene, cerca di innescare Di Bella che è appena rientrato. La palla inseguita da Badame che è entrato lui al posto di San Filippo, poi la palla calciata via da Rodolico. Il tocco qui a centrocampo con Rizzo che insegue, la Grua che mette fuori, fallo laterale. Ultima chance per l'Unione Sportiva Trabia, ribolle il pubblico della Fincantieri. C'è chi spera nel gol, c'è chi spera che l'arbitro fischi. Qui un fischio arriva, ma è un cambio rimessa ed è una condanna per l'Unione Sportiva Trabia. Ma batte male, vediamo se batte bene lui. La battuta di Gonzales, colpo di testa di Siracusa, poi altro colpo di testa lì in mezzo. Si lotta, Cirmi spazza via, Camiolo prova il controllo a seguire che non è perfetto, Rodolico la gioca in avanti ma è finita! È finita e la Fincantieri passa il turno dopo una partita agonica, dopo 90 minuti. Tutti da vivere d'un fiato e alla fine hanno la meglio i ragazzi di Visconti, nonostante l'1-1 contro l'Unione Sportiva Trabia. Il miglior risultato nella regular season premia la squadra di Mister Visconti, mentre intanto è arrivata anche un'espulsione per Siracusa a partita ormai finita. Riassumiamo i marcatori. Cirmi nel primo tempo con una gran palombella che ha battuto il portiere ponziano. In avvio di ripresa invece il gol del pareggio da parte di Rizzo. Unione Sportiva Trabia che probabilmente avrebbe meritato di giocarsela anche ai calci di rigore o comunque di giocarsi qualcosa di più, ma alla fine il regolamento è crudele per chi perde e gioioso per chi vince, e alla fine vince la Fincantieri che passa il turno e alla fine ottiene un risultato che probabilmente avrebbe già potuto ottenere prima di questa partita. Con un ringraziamento a chi ci ha seguito, ribadisco il parziale 1-1 tra Fincantieri e Unione Sportiva Trabia. Passano i padroni di casa. A tra poco per Cuscei.